Pala San Marco da tutto esaurito, Stefano Testoni con le immagini di Futsal Veneto TV assieme a Nico Trulla. Ciao Nico! Ciao Stefano, grazie mille innanzitutto per l'opportunità che mi hai dato di essere qui con te. Devo dire che l'atmosfera è frizzante e noi amanti di questo sport viviamo per serate così. Ma quale Ferrarelle che ha poche bollicine, questa sera c'è tanta effervescenza, palazzetto stracolmo, strabordante da Sossano. Vi racconteremo il big match della nona giornata di ritorno tra Don Romeo e Arzignano, la seconda padrona di casa e la prima. Questa sera si potrebbe decidere il campionato, mancano ancora 7 giornate comprese quelle di oggi, però questa è davvero un crocevia stagionale. Sarà decisiva Stefano, senza dubbio. È un po' mettere davanti Davide contro Golia, però diciamo che se Davide è arrivato a giocarsela contro Golia un motivo c'è e quindi non do per spacciata questa Don Romeo, anche se a mio modo di vedere i favori del pronostico sono per il grifo, ma sono sicuro che vedremo una partita spettacolare, emozionante da goderci insieme. Entrano in campo le squadre, il direttore signor Giacomo Massini di Castelfranco Veneto andrà a dirigere questa sfida. È bello vedere che i ragazzi del Don Romeo entrano con i figli, con i bambini, e anche qui nell'Arzignano c'è grande fair play in una gara che mette in palio qualcosa di importante, che l'andata finì 3-1 per la Don Romeo, ma oggi è tutta un'altra partita, Nico. Certamente, questi bambini sono un simbolo per la Don Romeo, che non è solo una squadra per questo paese, per questo territorio, è qualcosa di più e questo ci dimostra l'unione che ha tutta la popolazione di Sossano che si stringe attorno all'Orange della Don Romeo. Gli Orange capitanati da Andrea Albano in maglia numero 5, dall'altra parte il capitano è Iabre Momi con la casacca numero 14, il fischio, l'applauso e direi adesso con grafiche di tutta la rete TV di andare a leggere anche i quintetti che tra poco si regaleranno grandi emozioni per 60 minuti da vivere tutto un fiato qui in diretta live sulla pagina YouTube di Futsal Veneto TV. Aspettiamo le grafiche, intanto vediamo che scorrono le immagini con i giocatori che vanno a darsi il 5 convenevoli di prepartita. Questa è la panchina dell'Arzignanese con mister Sebastiano Luciano secondario in corso d'opera all'ex del Cason. Gli applausi sono invece per i ragazzi di mister Giorgio Marcatti. Aspettiamo l'ok dal buon pezzo grosso di Giambattista per la grafica dei quintetti, con Don Romeo in maglia orange, numeri neri, Arzignano anche loro casacca tradizionale a righe verticali, bianco e rosso. Foto di Enrico intanto bianco-rosso. Un pronostico a secco, mi sbilancio, dico 3-5 per il grifo. Candidato che sarebbe praticamente finito in caso di vittoria arzignanese. Chissà, qualcuno secondo Don Romeo starà toccando non soltanto. Vedo in tanti che si toccano, il palazzetto ha fatto un gesto all'unanimità. Intanto è già partito anche il cronometro. Sarà Arzignano a dare il via a questa sfida, però una gara di andata con Schiavo, Chaid e Salin in gol per la Don Romeo. Arzignano che risponde con cerco di scontro. Arzignano oggi potrebbe fare a meno giorni importanti, per cui Gonella, il miglior marcatore del Rosso, farà il fischio e si parte con l'Arzignano che proverà la prima azione offensiva. Ritmi tranquilli, sono 60 minuti importanti. Don Romeo che però dovrà fare qualcosa di più, sicuramente attenzione subito all'Arzignano, che in caso di vittoria l'Arzignano scappa più 6, scapperebbe più 6. Certamente. Se dovesse vincere doveva pareggiare, in virtù di scontri direi insomma sarebbe in vantaggio, sarebbe spettacolo. Sono d'accordo Stefano, certo che in queste partite solitamente siamo abituati a vedere un inizio magari un po' più attendista di entrambe le squadre, perché come hai detto già molte volte vale tutto stasera, questa partita vale tutto per entrambe, più per la donna ma per tutte e due. Le squadre che arrivano a questa sfida dopo
toglie di misura sulla testa del Don Romeo, ha pesato, si è dato per una settimana la sconfitta in casa del Pernuno e stasera vedremo come saprà rispondere la squadra di mister Marcani. Per Gabre, vediamo se Arziano inizierà ad accelerare il passo di Cristoforo, giro palla assistito a quello bianco-rosso, c'è Matteus, un giocatore simbolo importante dell'Arziano, palla per Gabre, la parterra dietro da Cristoforo, si difende a rombo, a buono, comunque scala Don Romeo, una partita che non ancora regalato emozioni, ma i tifosi se ne aspettano stasera. Dopo Schiavo aveva recuperato la palla per Don Romeo, capitano Albani a fare i suoi. È un errore, una partita che sarà decisa sicuramente anche dagli episodi. Certamente, gli episodi in queste partite solitamente sono tutto, basta una palla sbagliata o un tiro indovinato che gli equilibri cambiano da una parte o dall'altra. Sicuramente gli Orange hanno dalle loro un pubblico calorosissimo, perché faccio fatica a sentirti seppure siamo a pochi centimetri. Certo è che l'Arzignano ha tanta qualità invece. Matteus ci vede andare via con il tunnel, ma è sicuro che sarà per il pallone. Perde esagerato il tiro di Cristoforo e la risposta, ecco il primo brivido e la prima risposta ha detto ci sono anch'io, Andrea Cesaro. Grande risposta di Cesarotto qui, che ci ricorda che questa categoria non gli appartiene. E tra l'altro arriva anche da un periodo non ottimale, ha avuto qualche problemino, Periodo difficile. Attenzione agli Abra che si corri piano fuori. Sì, dicevi, la Don Romeo in questo ultimo periodo non ha avuto molta fortuna con i portieri e recupera oggi Cesarotto in extremis per salvare la porta Orange. Una partita del genere si gioca anche con una gamba sopra, perché vale la pena esserci, chiaro che bisogna prendere tutte le precauzioni del caso, perché se non sta male non deve dare difficoltà ai suoi. Intanto Don Romeo, che ecco qua il quintetto Arzignano, ricordo tra i pali c'è una palla in gamba e quindi deve attraversare De Cristoforo, Sebastiano Luciano, la discussione in campo, Bianca Singh, Maso Biasi, Rino Boccato, Tominati, Castrati e Gianeselli. Intanto fermato Iara e l'ottimo recupero di Edoardo Schiavo, il loro marcatore Don Romeo con 25 gol, il numero 25. La ruota San Giovanni ha segnato a 20. Don Romeo che è il miglior attacco del torneo, 109 gol fatti, dalla parte opposta Arzignano secondo con 93. Capovolgiamo i numeri, Arzignano miglior difesa, 35 gol subiti, Don Romeo secondo con 50. Insomma questo è il top del girone A di C2, 14 punti di vantaggio, Don Romeo che è seconda sulla terza, chiuso il campionato. De Cristoforo intanto deve segnare il tiro. Questo è il meglio del girone A di C2. Certo Stefano, sicuramente non ci annoieremo stasera come non ci si è mai annoiati quest'anno al Pala San Marco di Sossano, come hai ricordato te, tantissimi gol, tantissimo spettacolo che ha visto comunque una risposta del pubblico veramente importante. Ora Arzignano di impostare la linea di campo di Abre, avanza l'MLM, palla a sinistra per Matteus, giro palla dalla parte opposta per lui che fai da Negro, che torna ancora da Matteus. Prende bene, non lascia spazio per la sinistra, quello che farà Cesarotto. La possibilità di ripartire perché è alta la pressione arzianese, qui anche un piccolo rischio, un piccolo brivido. Ora Negro Arzignano. Don Romeo che fatica a superare le linee di metà campo, deve trovare la bussola della sfida. Matteus sul versante di sinistra, sotto la tribuna da qui raccontiamo la sfida. La quantitata arriva palla, ora riparte Scalo, esagerato quando hai la possibilità non devi sfrattare. Era l'occasione un po' per capovolgere il ritmo che finora ha visto il Grifo comandare il gioco e la Don Romeo un po' contratta, un po' indietro, forse anche un po' timorosa in questi primi minuti. Poteva essere la scintilla che cambiava il match, ma così non è stato, la attendiamo insieme.
sono passati soltanto 5 minuti, c'è tanto tempo, 30 minuti di azione a De Cristofaro che non si gira perché la palla si è giocato, si fa vedere Tamburini, non viene però servito, si riparte da Schiavo, perde il pallone De Cristofaro, se lo prende, gioca De Cristofaro, poi serve chi? Nessuno, e allora Don Romeo potrà rifiatare e ripartire dalla propria metà campo con la terra. Vedo un Arzignano molto ordinato, molto scolastico, messo bene in campo, a differenza di alcune partite quest'anno che su questo aspetto hanno lasciato un po' a desiderare. Intanto chiedo al buon Marco Zonato se si sente che la mia voce, mi dicono che non si sente tanto primo fallo al limite dell'area. Ci tagliamo le cuffie, Nico. Chissà se adesso mi sentono, mamma mia, mi sento fortissimo. La tecnologia non fa parte del mio mestiere. Lasciamo fare ora a Michele Di Giambattista. Tu mi senti, Nico, forte e chiaro? Troppo forte. Mi procito poco. Vabbè. Punizione intanto con Schiavo sul punto di battuta, ha rischiato molto qui l'Arzignano, il fischio del signor Masini che sta facendo Veneto. Il tiro, la ribattuta della barriera, la palla che resta lì incapita. Albani, la palla che viene alzata in calcio d'angolo. Don Romeo che sembrava proprio addormentata e qui subito doppio pericolo. Palla ancora in mezzo, altra deviazione. È suonata la sveglia in casa degli Orange. Calcio d'angolo. Ancora con Schiavo il pallone che sfila lì, che buona guardia De Gol. Sarà proprio il portiere arzianese a far ripartire l'azione di suoi, dando palla comoda per Gabre. Frastuono assordante intanto dei tifosi Orange, palla per Tomiati, se Carvaio, Matteus la finta, recupera palla Don Romeo che cerca di riuscire. È bravo qui, il numero 8, Tamburini mette la palla in mezzo, Saggiorato leggermente in ritardo, altra occasione, Don Romeo, un diesel, esce alla distanza. Si rischia di pagare quando non si è concreti in queste gare, speriamo per gli Orange, il mio cuore Orange mi dice di dire speriamo. Lo cantava anche Max, fa un gran bel gioco però alla fine segnano gli altri. Risultato ancora ancorato sullo 0-0 di partenza con Cesarotto che recupera palla comoda, cerca di ripartire Don Romeo, palla per Schiavo fermato in laterale da Tumiatti, out pronto a batterlo quando sono passati 8 minuti e 40, Don Romeo che già ha messo in gioco il pallone, palla per Andrea Tamburini, ancora lo scambio con Schiavo, la ribattuta, il pallone che resta tra i piedi di Don Romeo, ha provato l'imbucata Albani, Don Romeo che sta in questo momento sicuramente giocando meglio, ma qui è bravo a recuperare palla De Cristofaro, palla per Tumiatti che cerca di uscire con l'aiuto di Matteus, Tumiatti per Matteus, il vantaggio arzignanese, 9 minuti, la segna il numero 10 biancorosso, difesa qui non impeccabile ma azione da PlayStation, 3 tocchi e Matteus in gol, Nico. Abbiamo visto anche il replay con il tocco di Matteus che ha infilato sotto le gambe Andrea Cesarotto, dunque è cambiato il parziale ma subito ha cercato di rispondere Don Romeo con Iabra che recupera palla per i suoi, intanto è entrato anche Singh con la maglia numero 6 biancorossa, arzignano di mister Luciano che manovra un'ovazione, palla per De Cristofaro, lo scavetto morbido fuori di poco, altro brivido Don Romeo. Deve sistemare la fase difensiva il tecnico Marcati.
palla imbucata per Chaib, il tiro di prima intenzione di Stefano Ventura, palla che viene deviata in calcio d'angolo, ancora un corner per la formazione del Don Romeo, pronto Chaib, dietro per Capitano Albani, la giocata esce, subisce fallo Iavre, un fallo per parte, viene richiamato alla calma dal direttore di gara, si chiama Giacomo Masini di Castelfranco Veneto, il giocatore orange della Don Romeo. Primo fallo per la squadra di casa, che può ripartire, intanto è entrato anche con la maglia numero 9 Vaglianit Castrati. È rimasto soltanto De Cristoforo nel titolo di presenza dell'Arzignano, un Arzignano che recupera palla con Castrati. Tumiati, Castrati, bravo qui Cesarotto, Tumiati, bravissimo Cesarotto, deve fare attenzione, Singh, palla per De Cristoforo che va a puntare, può ripartire nel contropiede il Don Romeo con Schiavo, si sistema bene la difesa, ancora pericoli Nico per la difesa orange. Un'altra grande occasione per il Grifo, la Don Romeo è stata brava e anche fortunata, un pizzico di fortuna l'ha aiutata in questo caso, vedremo se adesso saprà ribaltare il fronte e ci auguriamo di aprire questa partita che ci auguriamo sia infinita e tiratissima. Intanto la puntata di Chakib, che brividi per De Gori, non so nemmeno io come abbia trovato lo spazio per calciare, però ha rischiato davvero di trovare anche lo specchio della porta. È stato fortunato De Gori che fa ripartire subito per Gianesello, Singh, Vaglianiti e Tumiati ora nel quartetto arzignanese, un Arzignano avanti 1-0 con il gol dopo 9 minuti di Matteus, intanto fallo laterale biancorosso. Don Romeo che comunque ha avuto modo subito di rispondere ed è un segnale importante per la squadra di Marcati, Nico. Certamente, la Don Romeo ha mostrato che c'è anche lei, ha battuto un colpo, sicuramente non sarà rendevole. Attenzione, il raddoppio di Alberto Tumiati, un pallone vacante lasciato lì e come dire di no all'invito al bacio sul rimpallo, palla dentro del 2-0, 13 minuti, adesso si fa davvero un Everest da scalare, lo rivedremo anche nel replay sicuramente, eccolo qui, anche sfortunato qui Don Romeo, qui Cesarotto che esce, il pallone che resta lì, Tumiati, come dire alla fidanzata andiamo a mangiarci il gelato, l'ha messa dentro. Certamente anche fortunato qui Tumiati, ma per uno come lui non sono questi certamente i palloni che gli fanno paura e senza pensarci ha infilato la porta orange per la seconda volta. Ora sì, come dicevi te, la salita sarà molto ripida. Intanto è arrivato il secondo fallo arzignanese, un fallo comunque che ci stava, non cattivo. Ancora 0 i cartellini estratti dal signor Nasiri di Castelfranco. Don Romeo che riparte dietro, Roberto Rosca, autore del gol vittoria la scorsa settimana, si è meritato anche la foto sul giornale di Vicenza, bellissimo l'articolo, non so se l'hai letto. Bellissimo. L'ho scritto io, è logico che è bellissimo. Intanto tiene vivo il pallone la formazione di Marcati, alto il pressing arzignanese, esce comunque bene, ma è bravo Gianesello a recuperare il pallone, lotta, poi Rosca che non riesce a trovare un compagno, Don Romeo che non deve avere la fretta di riaprirle, la partita è ancora lunga. È lunghissima, in questi casi non bisogna avere, come dici te, la fretta perché si rischia di far peggio, bisogna nei momenti un po' di down, eccolo qua, attenzione, nei momenti di down dicevo bisogna resistere, cercare di resistere, trovare un gol per riaccendere quella scintilla nel match che ci farà sognare per i restanti 30 minuti. Intanto abbiamo visto nel replay l'intervento di Cesarotto, poi il fallo, terzo fallo quando stiamo per entrare nella seconda parte di primo tempo, 15 minuti che scoccano proprio in questo momento. Don Romeo che si riaffaccia nella metà campo biancorossa, Chakib, il tiro di Chakib, la deviazione, ancora un corner e allora bisogna in casa orange sfruttare anche queste palle inattive che possono diventare importanti nell'economia del risultato, Nico. Certamente, c'è tanto lavoro durante la settimana dal mister dai ragazzi per queste palle inattive, vediamo come la sfruttano. Lo schema giocato palla per Rosca che va a calciare un destro buono
però non ha trovato lo specchio della porta, lo rivediamo anche nel replay di Futsal Veneto TV. Tra l'altro notavo che c'è addirittura attenzione al tiro, mamma che pericolo di Negro, c'è gente anche praticamente fuori dal palazzetto a seguire questa partita, sold out. Se avessero fatto pagare il biglietto stasera si andava tutti quanti a mangiare fuori gratis. Sì, avrebbe già prenotato anche qualche giorno di vacanza, mi sa, Ivan Bonato con il ricavato. Più attenzione, Vaglianit, Castrati, il pallone che resta vivo, sfila poi sulla riga del pallone laterale, esce dal campo, ripartirà Cesarotto, altro brivido qui per il Don Romeo. Chakib, lo scambio con Ventura, ancora il giro palla, si fa vedere Rosca, la palla era per il numero 18 Federico Lucchiari, proprio Rosca ora a cercare di manovrare l'azione, c'è il fallo, attenzione perché è il quarto fallo e arriva anche il cartellino per il numero 9 Vaglianit Castrati, quarto fallo, e questo è cosa grave perché mancano 13 minuti, tra due falli si va al tiro libero, un fallo tra l'altro in attacco inutile, direi, Nico. Inutile, l'Arzignano non deve lasciarsi trasportare, cadere un po' nei tranelli che magari l'agonismo può causare, e deve star calmo perché, come dicevi te, è un vantaggio da gestire e non si possono commettere queste ingenuità. Intanto è arrivato anche il fratello Castrati, quello forte, quello che gioca con la nazionale del Kosovo, non me ne voglia Vaglianit, dato il tiro alto. C'è un parterre anche di primo ordine perché ho visto tanti giocatori che hanno vestito la maglia dell'Arzignano in Serie A qualche anno fa, c'era David Tres, è arrivato Castrati, partita importante ed è bello anche per Sossano avere una cornice del genere per una squadra che sicuramente non era partita pensando a febbraio ci giocheremo la partita campionato. No, certamente si era partiti ovviamente con l'obiettivo della salvezza, e anzi molti vociferavano che potesse essere un passo più lungo della gamba quello della C2, ma i ragazzi hanno smentito alla grande i detrattori. Intanto credo che Matteo, perché Marco gioca a Valdagno con Cato, maglia numero 3, rientra oggi dopo un infortunio che lo aveva tenuto fuori, recupera ancora il pallone Arzignano che però lo regala a Cesarotto, un Concato, giocatore importante per la squadra biancorossa, recupera il primo Concato, Negro, la palla in mezzo, fermato, il contropiede, volevano un fallo, Chahib, palla sul secondo palo, bravissimo De Gori, cosa ha fatto De Gori? Ha messo un pallone, siamo già dalla parte opposta, vediamo con Negro, Concato, il tacco, cosa ha fatto De Gori? Ha praticamente salvato, ma siamo ancora dalla parte opposta, altro tiro, non vogliono darci tregua a questa partita. Lasciateci respirare ragazzi, quante emozioni, grande intervento. Il pallone è rimasto lì, ma De Gori è stato fantastico nell'uscita a togliere il pallone dal piede, era praticamente un gol fatto. Vale quanto un gol questa parata di De Gori. Intanto mancano poco meno di 11 minuti più l'eventuale recupero in C2, si gioca sul tempo continuativo di 30 minuti, attenzione Arzignano a non commettere altri falli, palla imbucata in mezzo, Chakib va a calciare un sinistro ribattuto, recupera palla Iabre, il pallone resta vivo in campo, non è uscito, dunque sarà corner, torna a dar fastidio in fase d'attacco, corner che andrà a batterlo Roberto Rosca, 3 gol per lui in stagione, importantissimo quello della scorsa settimana. Si muovono, Federico Lucchiari riceve proprio il pallone, il 18 va a calciare, Don Romeo che c'è, manca soltanto il gol. Che non è poco quello che hai detto, certamente Stefano. Comunque Don Romeo che sta mettendo la testa fuori dal suo carapace, che finora non molto resistente. Diciamo che ha subito 2 gol, il secondo anche sfortunato, più che altro il secondo sfortunato, quindi intanto errore anche dell'Arzignano in impostazione. Don Romeo che deve trovare il gol per riprendere la partita in questa prima frazione di gioco. Chakib, giro palla ancora per gli Orange, palla dietro per Ventura che va addirittura da Cesarotto,
messo in difficoltà Cesarotto, c'è una mano, quinto fallo, ecco qui forse Un po' generoso. però il quinto fallo, attenzione, ci sono poco meno di 10 minuti, 9 spiccioli di spada di Damocle sulla testa dei biancorossi, al prossimo ci sarà il libero e allora dovrà fare molta più attenzione e questo potrebbe giovare a Don Romeo avere maggior spazio offensivo. È adesso il momento dove la Don Romeo deve cercare di spingere, di trovare il gol per riaprire la partita. Ci riproverà dal corner opposto rispetto al tribuna a cui vi stiamo raccontando questa sfida. Shakib, pallina in mezzo, non va a buon fine lo schema con Federico Lucchiari. Il pallone intanto che torna in campo con Negro, autore del fallo, lo hai detto bene tu, generoso il fischio di direttore di gara, ma è difficile anche andare a protestare, c'è un arbitro solo, era dalla parte opposta, il movimento scomposto c'è stato, visto da qui insomma in live non sembrava più spalla che braccio. Iabre intanto, Arzignano che non ha fretta di superare la linea di metacampo, avanti di 2 gol con 5 falli già commessi, non ha alcuna intenzione di accelerare i ritmi, si sbraccia in mezzo, palla per Matteus che vede in mezzo un pallone, ancora un brivido, c'è il corner, quando Matteus toglie il coniglio dal cilindro sono cavoli amari per tutti. Quando ha palla lui può sempre succedere qualcosa, ci si attende sempre qualcosa ed è anche successo in varie occasioni questa sera. Proprio Matteus scodella dietro per Concato, non è preciso il corner, qualche protesta perché Concato aveva sparato via il pallone. Cesarotto arma il destro, regala il pallone a Iabre, il capitano biancorosso predica calma ai suoi, allora ricomincia il giro palla, si fa vedere intanto Michele Riva là davanti, ma è ben guardato a vista dal difensore Don Romeo con la maglia numero 17 Luca Palin, e proprio Palin andrà a rimettere in gioco il pallone dall'out. 7 minuti, Don Romeo che deve anche cercare il contatto perché il fallo potrebbe diventare davvero importante nell'economia del gioco, Nico. Certamente, secondo me la mossa di mister Marcati di mettere Palin anche per questo, uno col baricentro basso come lui può cercare sicuramente il fallo che servirebbe perché gli spazi sono pochi, l'Arzignano non sta concedendo tanto, sta facendo una signora partita anche in fase di gestione. Deviazione di Concato intanto, palla proprio per Palin, gira a destra per Rosca, il movimento ora per Mattia Lucchiari che va sul fondo, tiro centrale, 2 tempi, il no di De Gori che salva ancora la sua porta. E allora Matteus con tutta calma riparte dalla propria metacampo, palla prolungata per De Cristofaro, gli porta via il pallone Palin, se la riprende De Cristofaro, Matteus pressione, ora però bravo qui ad andare via Matteus sulla corsia di sinistra, Matteus va sul fondo, si prolunga il pallone, non c'è deviazione, dunque ripartirà Cesarotto, affretta ora la Don Romeo ma riparte da dietro con Palin e un Arzignano che dà pressione e porta all'errore gli Orange. Arzignano sta facendo la cosa giusta al momento giusto finora, adesso è in fase di gestione ma comunque come hai detto te sa fare la pressione quando serve e dopo il quinto fallo almeno per ora zero rischi. 5 minuti, poco più ancora prima di andare al riposo, palla per De Cristofaro, il fisso bianco-rosso, Ciro De Cristofaro, minuto 25, si alzano in piedi anche i tifosi di casa, azione da manuale, nulla da fare per Cesarotto. Nico. Bellissima azione, questo pesa tantissimo perché nel momento che anche noi chiamavamo la Don Romeo a dover reagire, a dover trovare il gol, trova il gol invece il Grifo del 3-0 che potrebbe, non dico mettere la parola fine, ma sicuramente un pezzettino di vittoria se la sta costruendo l'Arzignano. Corre ai ripari mister Marcati, chiama i suoi time out, qui intanto c'è la panchina arzignanese con mister Luciano che dà indicazione ai suoi ragazzi su come riprendere la partita
3-0, 4 minuti ancora da giocare, si fa davvero dura per la squadra di Sossano. È lo scenario che ogni cittadino qui presente a sostenere la squadra di casa non si augurava. 25 minuti, 3 gol sotto, una squadra che, come ho detto, sta facendo quello che deve, quando deve, quindi per ora chapeau all'Arzignano. Comunque sicuramente gli Orange non molleranno, adesso vedo negli occhi la cattiveria e la voglia di ritrovarla, di riaprirla cercando un gol in questi ultimi 5 minuti, 4 minuti più recupero che ci attendono. Richiama in campo le squadre il signor Nasini di Castelfranco Veneto, si ripartirà ancora una volta dalla metà campo, la terza volta con Don Romeo pronto a far ripartire il gioco dal dischetto del centrocampo, sotto di 3 gol. Schiavo ha fatto ripartire il gioco, si fa vedere Schiavo, Lucchiari dietro per Palin, Schiavo ora a cercare di costruire l'azione per i suoi, palla verso Palin che se la prolunga oltre la linea nera, ha comunque risposto però ancora senza quella cattiveria necessaria per dar fastidio, rompere le scatole a De Gori che ha fatto un intervento prima, poi però poco utilizzato, diciamo, per colpa forse dei mancati attacchi incisivi Don Romeo. Sì, ci ricordiamo un grande intervento, però solo quello. Questo significa che la Don Romeo non ha fatto abbastanza pressione sulla porta difesa da De Gori. Intanto il ritratto capitano Albani che va a servire il pallone sul versante opposto, si accentra, palla per Schiavo, è braccato da una doppia marcatura, Palin sul crochet di destra, palla in mezzo, viene deviata e ancora Don Romeo in possesso con Schiavo che da dietro per Albani, giro palla verso Mattia Lucchiari che va a calciare, trova le posizioni di Ciro De Cristoforo, ancora Albani, Palin, Lucchiari, bravo qui De Cristoforo a capire dove andava il pallone, Schiavo fermato da Matteus, azione che deve essere sfruttata nel migliore dei modi, non è facile trovare un Arzignano che spreca, che sbaglia, bisogna allora approfittare degli errori biancorossi. Un Arzignano comunque in 8 minuti non ha più commesso fallo. Zero rischi, magistrale la gestione finora dei 5 falli che come avevamo. Attenzione qui ottima l'uscita di De Gori su Schiavo, se l'aveva perso De Cristoforo, bravo Schiavo a deludere il 22 biancorosso. Don Romeo ancora in fase di possesso palla nella metà campo arzignanese, servizio di Lucchiari, la palla che arriva ancora ad Albani, il capitano apre a destra per Lucchiari che torna ancora ad Albani, ultimo giocatore in movimento della Don Romeo, giro palla, qui l'errore di Albani, recupera la sfera Matteus che si accentra, Matteus cercava l'invito per De Cristoforo, ripartirà allora Cesarotto, mancano un minuto, poco più recupero, Don Romeo che deve mettere la marcia numero 6, deve alzare il ritmo. Sicuramente Arzignano che sta attendendo solo il fischio della metà di gioco da parte del direttore, Don Romeo che cerca ovviamente il gol. Palin intanto si dimentica che il campo finisce oltre la linea nera, buona la pressione di Iabra, il capitano che esce, fa posto a Singh con la maglia numero 6, proprio Singh a calciare direttamente tra le mani di Cesarotto. Gioco ora Don Romeo ancora da dietro con il capitano Albani, Palin, Albani ancora, si fa vedere Schiavo che riceve il pallone, si muove Mattia Lucchiari, il pallone arriva proprio sul piede del 7 Orange, qui il regalo per De Cristoforo, lo scavetto, altro pericolo, e questa sarebbe stata una magia, Nico. Una magia, vicinissimo alla magia comunque De Cristoforo, veramente un gran profilo, non lo scopriamo certamente questa sera ma si sta dimostrando tutte le aspettative che ha su di lui. Attenzione, ottima la giocata, brava a chiudere la difesa arzignanese. Vediamo se il direttore di gara chiama il recupero perché in questo momento scadono i 30 minuti regolamentari di questo primo tempo, un paio di minuti, attenzione, Schiavo il tiro, un sinistro chirurgico fuori di poco, lo rivediamo nel replay. Tu hai visto se ha dato il recupero l'arbitro? No, non ho visto niente, non ho visto cenni da parte del direttore di gara, quindi recupera qui intanto Schiavo in modo impeccabile, Palin, Albani,
movimento ancora palla per Schiavo, la finta cercata, l'imbucata, ancora Schiavo in possesso palla, Albani, Schiavo, arriva intanto il fischio, il duplice fischio, non ha fatto recuperare neanche il minuto, forse ci siamo persi qualche secondo con la regia, fatto sta che l'Arzignano va a riposo avanti 3-0, cosa possiamo dire prima di dire che ci rivediamo tra 10 minuti? È un Arzignano sicuramente molto convincente, una partita magari non spettacolare come ci attendevamo, ma sicuramente di livello altissimo. Abbiamo visto una grande squadra che sta vincendo 3-0 meritatamente. Il campo è vuoto, ciao Veggia, forza Don Romeo, c'è il 3-0 nelle immagini di Futsal Veneto TV, Stefano Testoni e Nico Trulla vi aspettano qui fra 10 minuti ancora live su Futsal Veneto TV dal Palazzo San Marco di Sossano.
Eccoci di nuovo live dal Pala San Marco di Sossano. Nico, l'Arzignano ha fretta di andare a casa, è entrato subito nonostante 3 gol di vantaggio. Don Romeo che si è preso qualche minuto in più per riordinare le idee, mancano 30 minuti, può succedere di tutto, ma davvero è difficile. È difficilissima, però come hai detto te c'è un'altra partita davanti, può succedere di tutto. Serve subito quella scintilla, quella cosa che faccia scoccare qualcosa negli Orange per poter pensare a una rimonta. Vedremo cosa saprà fare la formazione di mister Marcati. Intanto tornano negli spalti tanti tifosi, un tutto esaurito, siamo attorno alle 400 unità questa sera. Fantastica cornice di pubblico e anche ottima vetrina per lo sport di Sossano. Ecco il fischio, si riparte e certo non è una bella partenza per Don Romeo. Non è un grande inizio, speriamo vada meglio il proseguo, perché se questo è l'incipit non voglio guardare. Arzignano da dietro con Singh Matteus, giocatore che ha aperto le marcature di questa sfida, 3-0 avanti la formazione di mister Luciano, che vuole mettere i puntini sulle i in un campionato che ha visto Don Romeo avanti tanto tempo, tante giornate, poi la rimonta arzignanese, un Arzignano avanti di 3 punti in classifica, diventeranno 6 se così fosse anche il finale del match. Matteus, Singh, fa scorrere i secondi la squadra di mister Luciano, deve alzarsi invece la formazione Orange. Attenzione a Negro, altro scavetto. Don Romeo che dovrà concedere qualche spazio in più, ma dovrà fare molta attenzione e cercare di ripartire, Nico. Questo è certo, ecco, mamma mia, attenzione, Schiavo, gran tiro. Abbiamo visto un Arzignano più attendista, ma il tempo, il risultato è dalla sua, quindi l'Arzignano cerca di far uscire dalla tana da Don Romeo per dare il colpo finale e mettere la parola fine a questo match. Abbiamo intanto rivisto che il sinistro di Schiavo fuori non di poco, ma comunque poteva dar fastidio, quindi intanto pallonata in pieno volto di Singh con la deviazione di Schiavo, che vedete qui inquadrato con la maglia numero 25 colorata orange. Riparte l'Arzignano da dietro con Matteus, alza il baricentro e la pressione la squadra di Marcati, il pallone era uscito, allora ripartirà Mattia Lucchiari all'altezza, diciamo, della panchina biancorossa, palla dietro per Albani, il giro palla si fa vedere Schiavo, recupera palla ancora Albani, il movimento di Palin che non riceve il pallone, Lucchiari, ancora Albani, Schiavo guarda il movimento dei compagni, serve per Albani, l'imbucata, cerca di ripartire Negro, si riparte intanto dalla situazione di falli 0 per parte. Arzignano dopo averne commessi 5 nel primo tempo non ne ha più commessi per quasi 10 minuti, segno anche di intelligenza e di forza mentale, Nico. Certamente un'altra dimostrazione di maturità di questa squadra, di forza non solo calcistica ma anche mentale. Intanto l'ultimo a toccare è stato Negro, dunque rimessa tra già battuta da Albani per Palin, Schiavo recupera palla sul versante di destra, ribattuto, attenzione, cerca De Cristoforo prendersi il pallone, è ancora tra i piedi però della formazione di mister Marcati, la recupera Matteus, attenzione Schiavo, la riapre il bomba del gol, Edoardo Schiavo, gran gol, e allora qui adesso possiamo, chissà, vedere una partita diversa. Sì, può cambiare tutto Stefano, è quello che attendavamo anche noi, che ci auguravamo anche noi, perché ci piace viverle le partite, non ci piacciono le partite noiose, già scritte, e adesso i ragazzi Orange insieme al loro pubblico possono cambiare veramente tutto. Difesa biancorossa spenta lì all'altezza della metà campo, attenzione alla pressione di Schiavo che vuole prendersi il pallone, si prende un corner, adesso Don Romeo, il tiro di Palin, alto di poco, imprecano i tifosi
sponda orange, lo rivediamo anche nel replay, e comunque per lo spettacolo, qualsiasi sia la bandiera che uno porta, un bel 3-3 per movimentare la partita farebbe solo godere anche i nostri amici da casa. Ci metterei la firma Stefano. Adesso l'Arzignano deve dimostrare la maturità che tanto ho citato nel corso della partita, adesso è una bella prova di forza questo gol. Recupera palla, tanto con Albani da Don Romeo, palla dietro per Schiavo, l'autore del gol che ha riaperto la partita. Schiavo la finta, Lucchiari, giro palla, Matteo Lucchiari, va bene in velocità di Cristoforo, fermato da Cesarotto che esce nel modo e nel tempo giusto. Le ripartenze veloci però De Cristoforo si fatica a contenere. Veramente De Cristoforo questa sera soprattutto sta brillando, sicuramente una gran prestazione da parte sua e difatti ce lo sta dimostrando in ogni azione. L'imbucato del laterale, intanto si vede anche Saggiorato, non ha giocato tantissimo nel primo tempo, mi sembra il 19 Orange, non ha che problemino? Non penso, però l'ho visto un po' spento anche quel poco che ha giocato, forse un po' sente la partita, forse il mister non l'ha visto prontissimo, ma adesso può smentirci subito, è la sua occasione. Dei 110 gol fatti da Don Romeo, 26 sono di Schiavo, 20 di Saggiorato. Chakib, il tiro telefonato, risponde presente De Gori, qui tanto recupera proprio Saggiorato, il pallone che resta di Saggiorato, poi resta lì, non riesce a trovare la cattiveria giusta per affondare il colpo, pallone della parte opposta per Negro, rigore, calcio di rigore, Cesarotto mima il gesto, si è tuffato, chissà se avremo il replay. Cesarotto che va a parlare con Negro, il direttore di gara però non si è soffermato tanto a pensare e ha subito segnato il dischetto. Dunque rigore al 6° minuto di gioco, si prende il pallone Iabre che poi lo lascia a Matteus. Cesarotto ha ancora qualcosa da dire, non abbiamo visto il replay, rigore che rimane dubbio. Impressione che il contatto ci sia stato, non clamoroso ma non si grida nemmeno allo scandalo a mio modo di vedere. La rincorsa di Matteus, Cesarotto che cerca di coprire come può con il suo fisico tutta la porta. Qualcuno deve aver dato fuoco, anche una grigliata mista, Sedore, il fischio, Matteus il tiro, a spiazzare Cesarotto, torna sul più 3 l'Arzignano al 7° minuto, doppietta del 10 biancorosso, Arzignano 4, Don Romeo 1, tutto da rifare Nico. Ghiaccio nelle vene per Matteus e il rettangolo del grifo arrivato qui numeroso da Arzignano si fa sentire e dà la propria risposta ai tifosi orange. Don Romeo che aveva solo l'illusione di averla riaperta si ritrova ancora sotto di 3 gol, recupera Tumiati, palla per De Cristoforo che alleggerisce per De Gori, va in scivolata Saggiorato che commette fallo, intervento ruvido, si prende anche un cartellino giallo, il 19 Orange. Diciamo che sul portiere questi interventi sono sempre fallosi, forse cartellino un po' troppo regalato, forse esagerato, concordo, comunque gran rischio corso da De Gori, non ci si può permettere dopo aver appena richiuso un po' la partita andare subito a prendersi questi rischi. Comunque gli è andata bene, diciamo che questa sera la fortuna aiuta gli audaci e per ora è sia audace e anche abbastanza fortunato il portiere del Grifo. Iabre intanto all'avanti per Tumiati, deviazione di Saggiorato, aveva indicato la rimessa laterale per Don Romeo, poi è tornato sui suoi passi giustamente il signor Nasiri di Castelfranco Veneto, laterale già battuto per ladito per Iabre, avanti verso Tumiati che va a terra, non c'è il fallo, Saggiorato può far ripartire i suoi, palla a sua destra per Chagib, Schiavo sul fondo, ribattuto da Concato, resta lì davanti da Don Romeo ma si chiude bene l'Arzignano, non lascia gli spazi per conclusioni facili alla formazione Orange che ci prova ancora, c'è il fallo intanto, una mano sul volto di Tumiati, volevano qualcosa di più i tifosi Orange,
fallo giusto, aveva le mani un po' aperte, intanto ho visto il direttore tirare fuori il taccuino, non si è puntato nulla, aveva le mani aperte, il contatto c'è stato, fallo giusto, il primo per la Rosignano, Nico. Direttore di gara che deve essere bravo anche adesso a contenere un po' gli animi che si stanno scaldando, difatti i gradi stanno salendo sempre di più in questo Pala San Marco e la partita rischia di incattivirsi. Per ora buona gestione del direttore. Ancora nessuno in bikini però purtroppo, quindi serve ancora molta temperatura alta. Albani intanto, punizione dietro per Chakib, il tiro su secondo palo, Saggiorato! Lo abbiamo chiamato, lo schema disegnato in modo perfetto, un quadro ad hoc da Don Romeo e gli ha Saggiorato, riporta -2 al 10° minuto in show. Bellissimo, come hai detto te, disegnato durante la settimana, perfettamente eseguito, ce lo rigustiamo qui nel nostro bellissimo replay, grandissimo schema e partita ancora una volta riaperta. Riaperte la partita, ora Don Romeo non deve commettere errori grossolani come quello visto precedente, si era perso la marcatura Iabra e lì colpevole lui sul gol di Saggiorato. Attenzione a recuperare il pallone, bravo però Concato, e poi il tocco con Cesarotto che evita il corner, qui forse c'è un fallo cumulativo, sì, per la Don Romeo che commette allora il suo terzo fallo. Hai detto bene, la partita che si sta scaldando, il fallo lo hanno dato, loro sono i locali e loro sono gli ospiti. Terzo fallo Don Romeo, un po' di confusione, hanno cambiato ovviamente le panchine e allora qui il direttore dovrà essere bravo attenzione a valutare qualsiasi decisione perché sicuramente sbaglierà sempre. È un attimo, qui come fai sbagli, come si suol dire, non è il lavoro più facile del mondo quello del direttore di gara. Il tiro di Chakib che va a scontrarsi su Saggiorato, Schiavo recupera il pallone, lo apre per Albani che va ancora dal 6 Orange, Chakib sul fondo per Saggiorato, fermato da Iabra che ci mette il fisico, qualche ettogrammo di differenza, qui forse c'era un fallo, no? Per continuare il direttore di gara. E allora ci sarà sicuramente da vivere un 18 minuti in apnea. De Cristoforo prolunga, Cesarotto ci ha messo la testa, Concato, che pericolo ancora per la porta Orange, Nico. Grande qualità De Cristoforo che ci mostra che non è solo corsa e movimento ma anche un gran piede, una gran qualità nelle giocate, non solo per offendere ma anche per inventare. Saggiorato, punta Iabra, da via Saggiorato, da terra c'è il fallo, ha atteso qualche secondo il direttore di gara, però a mio modo di vedere c'era tutto ed è il secondo fallo arzignano, punizione, attenzione, cambiamo lato, però può essere ancora pericolosa. Certamente è un'occasione da sfruttare per i ragazzi Orange, punizione al limite, come abbiamo visto hanno studiato bene, hanno fatto i compiti per casa durante la settimana, gli schemi se li ricordano e per ora sono anche riusciti a colpire su uno di questi, comunque torna adesso l'esperienza di Matteus a dare manforte alla difesa del Grifo. Sì, mister Luciano toglie Concato, c'è intanto un mister Marcati della parte opposta che va a chiamare il 6 Chakib, 16 gol per lui, punizione, lo schema, il tocco per Saggiorato, il tiro, che rimane lì con Saggiorato e cosa ha parato De Gori, lo rivediamo nel replay, cosa mi ha parato De Gori, uno schema intanto di Saggiorato che ha fatto tutto quanto da solo, poi le puntate ancora De Gori. Grande intervento. Questa volta la fortuna non c'entra, questa è bravura del numero 1 con la maglia verde, grandissimo intervento. Albani, Don Romeo che si è svegliato dal torpore del primo tempo, sotto di 3 gol a riaperta, ha riportato la faccia sul -2, è ancora lunga ma 2 gol da recuperare sono comunque tanti, ancora che è la miglior difesa. Fin qui ne aveva subiti soltanto 35, va a 37 e sono comunque 13 meno della Don Romeo, difesa monstra quella biancorossa. Ce l'hanno dimostrato.
Schiavo intanto per Saggiorato, va a terra assieme a Matteo, si rialzano i due con De Gori che rilancia lungo per Gianesello, è però impreciso il passaggio. 14 minuti se ne sono andati, 4-2 Arzignano, e chissà che potrebbe essere anche Cesarotto che comunque sta alzando il baricentro, ma i mister Marcati potrebbe pensare anche a qualche soluzione con il portiere di movimento da qui a qualche minuto. Certamente in mente, probabilmente il mister sta valutando anche questo, sicuramente non lascerà nulla di intentato nel caso servisse. Cesarotto intanto si ritrova il pallone tra le mani, rilancia lungo per Schiavo che però è guardato a vista da una tripla marcatura. Ancora Schiavo, movimento per Chakib sulla sinistra, Chakib cerca di andare via, c'è il tocco di Concato, la rimessa laterale comunque Orange, già battuta Chakib per capitano Albani. Saggiorato riceve il pallone, è libero sulla corsia di destra, Saggiorato la prolunga per Schiavo, si gira Schiavo, il movimento per Albani che va a calciare e ancora De Gori ad alzarla in corner, la Don Romeo c'è. Inerzia del match che ora si è spostata verso l'arancione, comunque l'Arzignano bravo finora a resistere ai colpi, ma non è finita qui. Chakib ancora, lo scambio con Schiavo, Saggiorato, Chakib si fa vedere Albani, Chakib ancora in possesso del pallone, marcato da Concato, bravo qui Gianesello ad uscire dalla marcatura, fa ripartire l'azione di suoi, va via, qui c'è il fallo e si prenderà e anche qui il giallo ci sta il tutto. giallo Sacrosanto. E quarto fallo Don Romeo. Stesso discorso che facevamo prima per l'Arzignano, vale per la Don Romeo, siamo al 15°, 4 falli, ovviamente bisogna rischiare, non si può adesso pensare di tirare indietro la gamba, ma bisogna sempre farlo con testa. C'è Matteo Concato sul punto di battuta, il signor Nasiri di Castelfranco fa retrocedere Schiavo per la corretta distanza su questa punizione. Aspettiamo il fischio che arriva in questo momento con Concato ad aprire comodo per Negro all'altezza della linea di metacampo. Arzignano sulla pressione Don Romeo cerca di far possesso palla, di far girare il pallone con Tumiato, glielo scipa però Schiavo, è bravo ad uscire dalle righe. Schiavo viene atterrato e subisce fallo, il terzo, già battuta la punizione, palla per Saggiorato, fermato da Concato, la rimessa laterale ancora Orange, ancora battuta da Saggiorato per Albani, Chakib ammonito, deve fare molta attenzione, ancora Chakib, lascia lì sul posto il pallone per Schiavo, Gianesello che alza il baricentro, Schiavo gioca e elude l'intervento del giocatore biancorosso, Chakib, Saggiorato, ancora Saggiorato va a calciare, buona la conclusione però imprecisa, peccato di un Romeo. È arrivato col corpo un po' messo male, vediamo un baricentro all'indietro e la palla si alza. Già recuperazione dalla parte opposta con Schiavo, la giocata su Negro che non riesce, comunque in possesso palla il 25 Orange, Saggiorato difende però con tripla marcatura quando fa possesso palla un giocatore della Don Romeo e la squadra di mister Luciano, il tiro deviato, ancora Saggiorato fermato da Concato, poi De Gori si prende il pallone, Arzignano che ora fatica, attenzione però Gianesello fermato, Arzignano che fatica, siamo già nella parte opposta con Albani, a sua volta fermato da Negro, ora capovolgimento di fronte, squadre che si aprono, Concato, Cesarotto, si ritrova il pallone, squadre lunghe si direbbe nel calcio, anche se qui il campo è piccino, Chakib va sul fondo, Chakib fermato da Gianesello, qualche secondo Nico. Arzignano che deve essere bravo a resistere ai continui attacchi, deve mettersi dietro anche a tartaruga se serve e saper ripartire ed essere letale quando serve. È entrato anche Andrea Tamburini, palla per Saggiorato, va con il sinistro, fermato da Concato, recupera palla l'Arzignano che prova a ridistendersi con Gianesello, perché Gianesello, bravissimo Cesarotto, siamo dalla parte opposta con un 2 contro 2, Schiavo per Saggiorato, fermato ancora Schiavo, la parte molto per Chakib e ancora Giulio De Gori a mettere la firma, ad alzare il muro e non fa il muratore di mestiere. Un altro grande intervento, massive direbbero
direbbero gli inglesi, grande intervento, e da domani penso che nel portafoglio dei tifosi biancorossi, vicino a qualche santo a cui si è devoti, uno spazio per De Gori lo si può trovare. Il tiro intanto, il pallone che resta lì ancora De Gori, poi Matteus mette in fallo laterale, 11 minuti ancora da giocare, Don Romeo meglio in questo frangente, Rosca, il tiro e la risposta ancora di De Gori, fatica ad uscire dalla propria metà campo, ci prova con un lancio a casaccio di Negro che regala comunque soltanto il fallo laterale. Rivediamo intanto qui il tiro di Rosca, Roberto Rosca, la puntata, come può De Gori si salva. Siamo già nella metà campo biancorossa con il possesso Orange di Don Romeo, quella per Tamburini che si gira, Tamburini ancora possesso palla, tripla marcatura, Schiavo, il tiro di Schiavo, il pallone che resta lì viene ripreso dalla retroguardia biancorossa che caccia ancora via il pallone in direzione di Rosca per De Gori che fa ripartire i suoi. Nico. Arzignano che non sta sbagliando niente, sta concedendo qualcosa, quando non ci arrivano i difensori ci arriva De Gori, per ora la macchina funziona, la formula funziona, c'è alchimia e se tutto va così la soluzione è abbastanza ovvia e sarà quella della vittoria per i biancorossi. Ultimi 10 minuti, abbiamo già superato il 20° di questa ripresa con Matteus che va sulla corsia di fondo, la palla è uscita, non c'è deviazione, allora Cesarotto fa ripartire il gioco per i suoi, comodo facile per Tamburini al limite dell'area, Chakib riceve il pallone sulla corsia di destra, lo scambio orizzontale verso Schiavo che lo prolunga per Rosca, gioca con il doppio under mister Marcati, Schiavo uno di due, tiene il pallone e la palla, c'era una gran giocata, si è accesa Don Romeo e servirebbe un gol per dare in escandescenza questo finale di match, Nico. Questo è certo, Don Romeo che comunque ha il piede a tavoletta sull'acceleratore, lo dimostra anche il quartetto. Palla in mezzo, lì. Rosca, ci ha trovato il pallone, un passaggio perfetto di Schiavo, c'è intanto il time out zinanese, lo rivediamo, forse anche Rosca non ci ha creduto. Non era facile, era abbastanza teso, se l'è un po' trovata lì, certo che con un pizzico di fortuna e un pizzico di attenzione in più si poteva far meglio. Era un missile terra-aria quello di Schiavo che aveva inventato qualcosa che per fortuna arzignanese, mister Luciano ha richiamato subito i suoi, il time out non ha portato agli esiti che invece i tifosi Orange proprio là assiepati sul bordo sinistro della tribuna del Palazzo San Marco di Sossano avevano quasi chiamato al terzo gol. È una partita che comunque ci sta regalando molte emozioni, una partita quasi al cardiopalma, vediamo molti tifosi che si stanno mangiando le unghie, attesa snervante in questo time out, vediamo qui mister Marcati che dà le ultime indicazioni, chissà se dal cilindro riuscirà a tirare fuori una bella colomba o un coniglio, chi lo sa. Intanto di sicuro entrambi i mister arriveranno anche alla colomba, perché dopo il campionato abbiamo fatto panettone mangiato di gusto, colomba anche, squadre che hanno un vantaggio abissale sulla terza in classifica, però quest'anno la seconda se la dovrà giocare ai playoff con una tra Montello e Mestre Fenice anche di là nel girone B, insomma vantaggi abissali con la terza in graduatoria, quindi ci sarebbe lo spareggio playoff. Pronto a ripartire De Gori, 6 minuti e 20 secondi, palla lunga di De Gori, la tocca però Chakib, regala un calcio d'angolo, qui non si sono intesi bene, no, già battuto per Iabre, Matteus si fa vedere a riva, Matteus va dietro però da capitano Iabre, Negro, la giocata, il pallone che però esce oltre la linea nera, dunque si ripartirà con una rimessa laterale a Orange, già battuta. Al momento però mister Marcati non vuole mettere dentro il portiere di movimento, si fida di Cesarotto che sta comunque alzando il suo baricentro anche se in possesso di palla non riesce a superare la linea di metà campo. Chakib, Rosca, ancora per Chakib, si fa vedere Schiavo che tiene vivo il pallone, bravo Schiavo la giocata, intervento però fondamentale di riva, ancora un'occasione. De Gori si prende il cartellino giallo, qualche secondo di troppo,
si è tenuto il pallone, dice il direttore di gara, è la prima volta che lo faccio. Sempre puntuale comunque il direttore di gara, finora la gestione possiamo promuoverlo. Assolutamente, ci sono anche i responsabili dell'AIA a vedere, insomma, quando ti mandano ad arbitrare una partita del genere significa che puoi fare qualcosa. Palla per Rosca, la schiena è del numero 8 Tamburini, però il direttore di gara no, poi ritorna sulla sua decisione. In effetti avevo visto la schiena di Tamburini, forse proprio lui ha detto no, l'ho toccata io. Potrebbe essere un gesto di fair play del numero 8, sempre corretto. Sì, perché il direttore di gara aveva indicato il corner. Intanto la pressione arzianese, l'Arziano che ha deciso di alzare il suo peso specifico per Matteus, che si è ripreso un pallone che resta lì in possesso con Negro, che va dietro da Iabre. Poco più di 5 minuti ancora da giocare qui per la San Marco. Recupera Tamburini, bravo d'esperienza Tamburini va sul fondo, non trova però lo spazio per calciare. Si lamenta Iabre per un colpo. Tamburini ha chiesto subito scusa all'avversario. Perdono secondi preziosi quelli dell'Arzignano. L'esperienza anche qui lo fa da padrone. Anche questo fa parte del bagaglio di una grande squadra. De Romeo che sta pensando al portiere in movimento, vediamo Saggiorato in basso al monitor. Pronto Chakib, fermato con il fallo, il quarto fallo. Viene richiamato Iabre, che si prende anche il cartellino giallo. Quarto fallo biancorosso, sono pari i falli, e con Saggiorato dentro quella portiere di movimento. Questa è subito un'azione da sfruttare quando mancano poco più di 4 minuti 10 secondi. Punizione Don Romeo. Don Romeo da tutto o niente, come giusto che sia, sul 4-2 mancano 4 minuti, non si poteva chiedere altro al mister. Come diceva il buon Lucio Solazzi, allenatore del primo scudetto targato Arzignano Grifo, il vero Arzignano Grifo, vincere, perdere 3-2 o perdere 10-2 hai sempre perso, bisogna provarci fino all'ultimo. La rincorsa di Chakib, lunga rincorsa del numero 6 Orange, il fischio, la giocata la palla sul secondo palo Iabre, ferma però il tiro di Schiavo che poi mette in corner, già battuto il corner, ancora Saggiorato dentro come portiere di movimento. La prima azione è andata a buon fine per la squadra Orange, che ora preme sull'acceleratore e mette anche il portiere di movimento nella metà campo arzianese. Il tiro di Tamburini fermato, la porta è vuota, De Cristoforo si divora, un gol clamoroso, certo non aveva la fame che io solitamente ho a tavola. Qui pecca De Cristoforo, abbiamo speso tante belle parole, ma questa volta una munizione bisogna fargliela. Sarebbe stato sicuramente il pallone che avrebbe chiuso una partita che comunque vede Arziano avanti 2 gol. Saggiorato, Tamburini, deve però far veloce la squadra Don Romeo, deviazione in corner di Negro, addirittura c'è gente fuori dal palazzetto. Quindi siamo a 405 con quelli fuori. Esatto. Saggiorato ancora, giro palla Don Romeo, Tamburini, Chakib sul fondo, Schiavo non riceve il pallone, Tamburini ancora per Saggiorato che va da Rosca, laterale sul tocco di Negro, pronto a rimettere in gioco la sfera il numero 26 Rosca per Saggiorato che lo fa sfilare sulla destra per Chakib. Tamburini, Chakib sul fondo, bella qui l'intenzione di Schiavo, ma è bravissimo Negro a metterci il piedino. Tamburini, 2 minuti ancora da giocare, quasi lo indica anche Tamburini. Chakib sulla pressione di Iabre, va a terra, palla per Saggiorato fermato, De Gori non trova lo spazio per andare a calciare. Negro recupera il pallone, ancora Negro sull'uscita, ma siamo già con la Romeo dalla parte opposta. Romeo, il tiro e la risposta di Giulio De Gori che salva i suoi. Altra grandissima parata, la rivediamo nel replay, era praticamente coperto, ma De Gori ha chiuso bene lo spazio. 1:20 ancora da giocare, palla in mezzo per Saggiorato, Iabre
Iabre va sul tiro, la deviazione, il gol di Capitan Iabre che mostra quasi muscoli a uno dalla fine. Questa è la parola, fine ad una sfida comunque con un gran secondo tempo, Nico. Iabre firma la fine di questo match fantastico, come hai detto te, mostra i muscoli sotto i suoi tifosi, si prende gli applausi giusti del suo pubblico e anche del pubblico avversario, meritati per questo arzignano che ha chiuso questa partita con il risultato di 5-2, manca pochissimo Don Romeo che impensabilmente può riaprirla ora come ora. Mancano 30 secondi, se Don Romeo segna un altro gol l'hai indovinato, io ricordo che hai detto un 3-5 ad inizio partita. Purtroppo non me lo sono giocato, se no sarei qui con un po' di tensione, cercando il gol della Don Romeo in modo spasmodico. Torneremo in campo quando sarà praticamente scoccato il 30° minuto e dunque il direttore di gara andrà a decretare anche quello che sarà poi il recupero post gara. Adesso c'è dello sconforto ovviamente sui volti dei tifosi orange, ma questo non va a cancellare quanto di buono hanno fatto e quanto di buono faranno ancora, Nico. Certamente non è una partita a cancellare, come hai detto te, tutto il percorso che è stato fatto e sicuramente la stagione non finirà qui comunque. 2 minuti di recupero intanto che partono in questo momento, giocheremo fino al 32° e spiccioli. Don Romeo ancora dentro con Saggiorato, portiere di movimento, vogliono dare lustro al tuo pronostico, Nico. Palla per Tamburini, fermato palla, c'è una deviazione, rimessa laterale però è dell'Arzignano sul rimpallo. L'ultimo a toccare è stato un giocatore con maglia Don Romeo, giustamente assegnata la rimessa all'Arzignano che ora farà scorrere i secondi e rimane in campo intanto Saggiorato tra i pali. Iabre, palla per De Cristoforo che la gira per la parte opposta per Iabre, va sul fondo, Iabre viene fermato, c'è però calcio d'angolo, ancora un minuto di gioco e qui la mette in ghiaccio la squadra di mister Luciano con il petto di Saggiorato che evita il gol della propria metacampo di Negro. Pochi secondi ancora e poi sarà ripudio biancorosso Arzignano che sale a quota 62, intanto qua ancora De Gori. Se ancora ce ne fosse bisogno, De Gori dimostra che è in grande serata, di lì non si passa. A quota 62 sei Arzignano, più 6 sul Don Romeo, la palla intanto per Matteus che firma il set, 6-2. La ciliegina sulla torta biancorossa. 6-2, partita finita, aspettiamo soltanto il triplice fischio. Qui De Cristoforo chiama il passaggio per Matteus, Saggiorato che comunque si è aperto bene da portiere che non è. Adesso però dopo il triplice fischio c'è da resettare in casa Don Romeo perché bisogna pensare al futuro. Arzignano che invece esulta perché ora mancano 6 partite alla fine, 6 punti di vantaggio e sarebbe soltanto un suicidio per i biancorossi in campionato. Giusto, giustissimo, solo un suicidio può dividere l'Arzignano dalla promozione. Questa sera una seria ipoteca sulla promozione. Come dicevamo, la stagione non finisce qui. Testa alta per la Don Romeo che si è giocata un match di cartello così con una cornice di pubblico stupenda e appunto la stagione è ancora tutta da scrivere. Squadra giovane quella del Don Romeo che riceve gli applausi meritati, tutto il pubblico del Palazzo San Marco in piedi, qui tanto si abbracciano i tecnici, gli staff delle due squadre. Una vittoria pesante e importantissima per l'Arzignano, una vittoria che porta in dote appunto 3 punti davvero importanti e un Arzignano. Chi è questo? Mio nipote. È tuo nipote, un piccolo Trulla? Fattori è di mia sorella, okay, vabbè. comunque il sangue Trulla c'è. Sangue Trulla c'è. Cosa dire? Don Romeo che deve appunto resettare perché c'è da pensare comunque alle altre 6 partite, bisogna mantenere il secondo posto ed evitare che la terza si avvicini e poi giocarsela perché anche di là sono forti.
però insomma l'appetito viene mangiando ed è giusto provarci fino alla fine. Certo, già da lunedì si riparte, la stagione è ancora tutta da scrivere, intanto vediamo il pubblico che rende omaggio comunque ai propri ragazzi, bellissima immagine di sport. Sì, questo invece è l'Arzignano che festeggia al centro del campo. De Romeo si è preso l'applauso del suo pubblico, un applauso meritato. Forse si sono svegliati troppo tardi, hanno buttato via 30 minuti, però insomma questo Arzignano nei primi 30 minuti ha avuto un paio di occasioni, 3 per la fattispecie, 4, 3 le ha sfruttate. Cosa possiamo dire? Sì, forse anche un po' di paura della De Romeo nel primo tempo, però come hai detto te bisogna levarsi il cappello davanti a questa prestazione dell'Arzignano, perfetta, ordinata e decisiva. Futsal Veneto TV, Michele Di Giambattista, è filato tutto liscio, vado a fare le interviste. E Nico, io ti ringrazio. Grazie mille Stefano, un onore. Vado giù, se vuoi sparare qualche minchiata puoi farlo finché vado giù da basso, ma ti salutano anche i tifosi. A sete, il ragazzo a sete, vuole della birra. Ci vediamo dopo Nico, vado giù dopo per le interviste. Buona serata, grazie mille.
2-3 a posto. A fine partita partiamo da chi ha avuto l'onore di essere padrone di casa, mister Giorgio Marcati. Avete concesso il primo tempo, bravi loro a fare 4 azioni, 3 gol, vi siete svegliati un po' tardi, gran partita, grande pubblico, comunque è stato uno spettacolo di futsal vicentino. Sì, ci ha sorpreso l'aggressività dell'Arzignano, non ci aspettavamo, però non siamo riusciti a reagire, avevamo anche allenato, è uscita di pressione, ma non siamo stati pronti mentalmente e quindi neanche fisicamente. Adesso però bisogna resettare, perché comunque non bisogna buttare via niente, c'è comunque da finire il campionato, poi ci saranno i playoff, insomma Don Romeo che può ancora ambire ai piani alti alla C1. Ma certo, l'obiettivo resta mantenere a distanza da chi sta dietro, noi continuiamo a vivere il sogno, l'obiettivo è questo, insomma, quindi la stagione resta comunque positiva al di là della serata. Un sogno che si avvicina per mister Sebastiano Luciano, si è arrivato in corso d'opera, però adesso un +6, insomma la matematica non è opinione, 6 diviso 6 fa 1. Insomma dai, questo possiamo dire che stasera Arzignano ha messo la parola, se non fine, la fin, manca l'ultima lettera. No, io non direi mai cose di questo tipo, anzi bisogna giocarla fino all'ultima giornata, soprattutto campionati come questi, così difficili e così intensi, come la partita di stasera, perché bisogna dar merito a un avversario che comunque è messo in campo in maniera egregia e ci ha messo in seria difficoltà, soprattutto nel secondo tempo sicuramente. Però la qualità dei ragazzi, i miei ragazzi si è vista e ne siamo usciti così, con questo risultato che diciamo che mette un mattoncino, ecco, a questa stagione importante ma non ancora decisivo. Io sono anche molto, non dico scaramantico, ma insomma è giusto esserlo in questi momenti, in questi casi. Bisogna giocare anche un po' di psicologia adesso, perché ancora non è stato fatto niente, bisogna ancora lavorare tanto, 6 partite ancora da giocare in un campionato dove tutti adesso cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote. Infatti, anche perché la stessa domanda fatta a Giorgio è uguale anche per me, cioè che anch'io devo affrontare le prossime partite con la mentalità giusta, perché comunque anche per noi è importante mantenere questo tipo di ritmo, di risultato e di mentalità e di prestazioni. Quindi bene. Gran pubblico, gran palazzetto, comunque veramente bravi, bravo anche l'amico Giorgio, veramente. Uno festeggia, uno un po' il broncio, una stretta di mano e sicuramente entrambi andranno a bersi una birra. Beh, io mi allontano un po' perché non faccio parte di questi abbracci. Complimenti ragazzi, complimenti mister, una C2 che regala grandi emozioni, continuerà a regalare Arzignano che scappa sui +6, Don Romeo che ora resetterà le pile e chissà che il prossimo anno possiate essere entrambe in un altro torneo. Ciao ragazzi, grazie a Futsal Veneto TV, grazie ovviamente a Di Giambattista per quello che ci hanno fatto e dato la possibilità di vedere la partita, poi da fare la foto tu sai. Grazie Giorgio, grazie anche a Nico Trulla per l'aiuto che mi ha dato in telecronaca, da Stefano Testoni ovviamente, un bacio alle ragazze, adesso vado a mangiarmi le frittelle. Grazie.